Lunedì 16 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi incontreremo Don Nuccio Puglisi, che è il nuovo direttore della Caritas di Catania, e Sergio Casabianca, un cantante jazz di successo. E poi scopriremo la via di Trapani alla sanità pubblica, con liste d'attesa, pensate, quasi azzerate, beati loro. Ma intanto la notizia del giorno: un dirigente scolastico è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone ed è agli arresti domiciliari. L'accusa è violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di uno di loro, una ragazza di 15 anni, che ha fatto emergere che altre 6 vittime delle attenzioni dell'indagato, che secondo l'accusa sarebbero avvenute nell'ufficio di presidenza dell'istituto scolastico, dove l'uomo convocava le ragazze con la scusa naturalmente di discuterne il rendimento scolastico. Il dirigente è agli arresti per decisione del GIP di Caltagirone, arresti domiciliari, ripetiamo. Seguiremo a TG Sicilia gli sviluppi di questa inquietante notizia. Ma intanto c'è un'altra storia drammatica avvenuta a Gela: la figlia rischia di morire annegata, il papà si tuffa in mare per salvarla, ma muore nel disperato tentativo di riportarla a riva. Sotto shock la comunità di Caltagirone, luogo d'origine della vittima. Vediamo. È morto da eroe, perché in fondo ogni papà è un eroe per una figlia. Ma questa volta l'estremo gesto d'amore è costato la vita a Francesco Di Gregorio, 54 anni, originario di Caltagirone, che ieri, vedendo la figlia 23enne in difficoltà in mare, si è gettato nel disperato tentativo di salvarla. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16:30 nello specchio d'acqua antistante il lungomare Federico II di Svevia, a Gela. La giovane durante il bagno ha cominciato ad annaspare e l'uomo si è tuffato per soccorrerla. È riuscito a salvarla, ma poco dopo ha cominciato ad avere difficoltà a tornare a riva. Soccorso dalla Capitaneria di Porto, è stato prima portato sulla spiaggia e poi in ospedale, dove è avvenuta la constatazione di morte. Nelle concitate fasi dell'intervento di salvataggio, per evitare che Di Gregorio finisse contro la scogliera, 2 militari della Guardia Costiera hanno riportato alcune ferite agli arti inferiori e alle braccia. La tragica notizia, rimbalzata sul web, ha fatto subito il giro e ha scosso la comunità di Caltagirone. Di Gregorio, residente nel quartiere dei Cappuccini, dove era conosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane, negli ultimi tempi scriveva poesie e racconti, ma forse la pagina più bella l'ha scritta ieri, un gesto d'amore che rimarrà nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuto. E ancora stop ai traghetti per le isole minori, c'è l'allarme dei sindaci, resteremo senza benzina, temono generi alimentari, senza bombole di ossigeno. Dopo lo stop delle corse deciso da Caronte Tourist, gli abitanti di Ustica, Pantelleria, Le Olie e Egadi vivono ore di grande incertezza. Ancora non si intravede una soluzione, almeno quella che noi auspichiamo, che è quella di reintegrare subito i collegamenti marittimi nella loro consistenza originaria. Non è possibile pensare a soluzioni alternative che non comportino l'incremento dei mezzi e delle linee. Noi siamo al collasso. I 2 distributori di Lipari sono senza benzina da venerdì e il carburante sta per terminare anche nelle altre isole minori, gettate nel caos da mercoledì scorso dopo lo stop dei traghetti deciso da Caronte Tourist. Scarseggiano così generi alimentari, carburante, bombole di gas e di ossigeno. Monta la protesta dei sindaci e degli abitanti di Ustica, delle Egadi, delle Olie, di Pantelleria. Le opere pubbliche non si possono più portare avanti, i rifornimenti mancano, quelli essenziali, ma come mancheranno anche quelli riguardanti gli alimenti che arriveranno con ritardo e creeranno allarme. Oltre a questo il disagio anche del rincaro su questi beni. Dopo la vicenda giudiziaria del sequestro di quasi 29 milioni di euro a Caronte Tourist, col contestuale fermo dei 3 traghetti impegnati nelle tratte regionali Milazzo, Eolie e Palermo Ustica, ritenuti dalla magistratura non idonei al trasporto di persone con mobilità ridotta come anziani e disabili, la società, che a luglio aveva disdetto i contratti con la regione, ha proseguito in proroga tecnica fino a mercoledì scorso in regime di libero mercato. Era necessario
rivedere la situazione e fare un'evidenza pubblica che è stata fatta, la Regione l'ha fatta ma è andata deserta e quindi il problema era già preannunciato. Si sono svolte 2 riunioni alla Regione con l'assessore ai trasporti Enrico, i dirigenti del Dipartimento Mobilità, i sindaci delle isole minori, i prefetti di Palermo, Messina e Trapani, alla ricerca di una soluzione. Tra le ipotesi, corse speciali con la nave dedicata ai rifiuti per rifornire in emergenza le isole di carburante e bombole d'ossigeno. Quasi 400 migranti sono approdati a Lampedusa nelle ultime ore e in questo momento i rifugiati complessivamente nell'hotspot dell'isola sono all'incirca 800. Emanuele, adesso te con la rassegna stampa siciliana. Sì, partiamo proprio da quest'ultimo servizio che abbiamo visto. Sulla Gazzetta del Sud si continua a parlare anche oggi, ecco, faccio vedere, dell'emergenza alle eolie ma un po' in tutte le isole minori. Mancano carburanti e generi alimentari. Questo dopo lo stop alle navi di Caronte Tourist. Lo stop alle corse integrative in nave appunto non consente di far giungere nell'arcipelago i camion dei rifornimenti con la stessa frequenza di prima e quindi c'è un allarme congiunto da parte di tutti i sindaci. Ma andiamo a vedere le altre notizie. Restiamo chiaramente sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Vediamo in alto: Israele colpisce Hezbollah in Libano. C'è l'incubo Iran, truppe israeliane ammassate in prossimità di Gaza per il colpo di grazia. Razzo di Hezbollah che finisce su una base dell'UNIFIL dell'ONU nel sud del Libano. Sono tutti lesi, c'erano gli italiani tra l'altro lì. Il valico egiziano di Rafah sarà riaperto per consentire gli aiuti umanitari. Washington intanto invia a Netanyahu altri aerei per attacchi al suolo. Questa è la situazione, ma poi vedremo anche sulla stampa nazionale. E intanto per quanto riguarda la regione, parliamo di Messina che sta rispettando i tempi, questo è il titolo. Il sindaco Basile rassicura sull'attuazione dei piani integrati urbani legati alle scadenze del PNRR. Si tratta di progetti da 132 milioni di euro, tra i quali l'ex città del ragazzo. Altre notizie per quanto riguarda sempre Messina: si conferma un successo lo street food, si è conclusa a Piazza Cairoli l'Oktoberfest messinese, ogni anno i record vengono polverizzati, è l'edizione 2023 del Messina Street Food Fest che supera appunto abbondantemente i numeri dello scorso anno con oltre 112.000 presenze e una continua partecipazione popolare all'evento. Poi per quanto riguarda la sanità siciliana, oggi si potrebbe chiudere la partita dei nomi dei manager faccia a faccia tra Schifani e i partiti, appunto su questi nomi. Oggi dicevamo i manager chiaramente delle aziende sanitarie siciliane. Oggi il Presidente ha convocato un vertice. E noi tra poco incontreremo il commissario straordinario dell'azienda sanitaria di Trapani, perché lì, come abbiamo appena accennato, a quanto pare le cose funzionano meglio che altrove. Ci faremo spiegare come fanno. Esatto. Poi invece continuiamo a parlare di incendi. Purtroppo la Sicilia è sempre nella morsa degli incendi. Altra giornata di roghi lungo l'area tirrenica e la costa ionica. Questo per quanto riguarda il messinese. Incendiari in azione. Altre notizie vediamo in basso. In Polonia ci sono le elezioni, sovranisti primi, ma in Polonia si va verso un governo filo europeista. Decisive le alleanze. E poi le scommesse illecite nel mondo del calcio, si entra nel vivo. In una chat ci sarebbe anche il nome di Bonucci. Per quanto riguarda le qualificazioni agli europei, intanto del 2024 domani ci sarà Inghilterra-Italia. Andiamo a vedere all'interno sempre della Gazzetta del Sud un approfondimento. Questi piani integrati e PNRR i comuni cercano di accelerare, così come Messina. Interrogazione alla consigliera del PD Antonella Russo: stiamo attenti, le scadenze vanno rispettate o salta tutto. Il sindaco Basile rassicura: raggiunti tutti gli obiettivi intermedi, nessun timore. Si fa insomma il punto sulle opere previste
per un investimento, dicevamo, da 132 milioni di euro dopo la cabina di regia che si è svolta a Roma con il ministro Fitto. Poi vedremo anche Catania come si sta organizzando in questo senso. E allora andiamo alla prima pagina della Sicilia. E vediamo intanto gli scontri in Libano con Hezbollah, rischio infiltrati, allerta in Italia, sempre più alta la tensione in Medio Oriente. E poi Ponte, la Sicilia punta 1 miliardo, oggi in giunta lo stanziamento dei fondi europei del ciclo 2021-27, da Roma 300 milioni, via alle assunzioni. E questa fotonotizia di questa storia drammatica, morire da eroe, titola la Sicilia, la tragedia gela. Calatino si tuffa in aiuto della figlia di 23 anni in difficoltà, poi stremato questo padre non è riuscito a tornare a riva, lo vediamo appunto in questa foto. Ancora sanità. Anche qui i futuri manager nominati subito commissari e c'è la top 11, top 11 all'interno appunto del quotidiano di oggi. Regione oggi appunto il vertice di maggioranza. Il caso Apostolico, perché si continua a parlare ancora del giudice, questa volta è emersa un'altra notizia, ha fatto assolvere il figlio ad un processo e chiaramente la bufera è politica. Andiamo a vedere questo papà eroe, all'interno un tragico gesto d'amore, salva la figlia dalle onde e muore, fatica fatale, Calatino stremato dopo il tuffo in aiuto della ragazza di 23 anni, vani i soccorsi come abbiamo anche sentito, lui si chiamava Francesco Di Gregorio, era di Caltagirone, questo è proprio il tratto di mare in cui ha perso la vita per salvare sua figlia. Andiamo a vedere ancora, c'è ecco un allarme, un appello più che altro lanciato dalla marineria siciliana, perché c'è lo stop europeo. Lo stop europeo sarebbe perché è stata raggiunta la quota di pesca del nasello e del gambero viola nel Mediterraneo e quindi i pescatori dicono così moriamo, fermo per la pesca di nasello e gambero viola, pagano i piccoli armatori. Questo è uno dei gravi problemi per gli accordi europei che ci sono e che penalizzano molto la pesca siciliana. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania, sempre della Sicilia. Ecco qui, beni confiscati, svolta con i fondi del PNRR. Il comune è pronto ad accelerare per far sì che la città possa godere di quanto sottratto ai clan e appunto con i fondi del PNRR. In cima alla lista c'è l'ex supermercato di Via Anapo e l'ex Empire, la famosa discoteca catanese, che forse però l'ente terrà per sé. Era un bene confiscato alla mafia anche questo. Poi c'è una denuncia di una donna che abita in viale Mario Rapisardi a Catania che dice prima o poi il tetto di questa abitazione mi crollerà addosso. Le denunce e gli esposti di una pensionata che vive in un condominio nella zona del viale Mario Rapisardi dove ci sarebbero abusi edilizi in serie anche certificati dai vigili, eppure non cambia nulla. Lei ce l'ha anche con i condomini insomma di questa abitazione. Insegnante paternese si schianta con l'auto contro muro di cinta e perde la vita. Un tragico incidente, quello accaduto sabato appunto nel catanese. Poi andiamo a vedere ancora a Piazza Mazzini, da oggi non si sgarra perché era partita l'isola pedonale in via sperimentale, adesso la sperimentazione si è conclusa, da stamani l'occhio elettronico farà scattare le contravvenzioni per tutti i mezzi non autorizzati che transiteranno nella zona interdetta al traffico appunto veicolare. Previste poche deroghe e per ottenerle servirà registrarsi nella white list del sito della MTS. Un'altra notizia per quanto riguarda viabilità e strade, asse dei servizi sulla tangenziale, da domani previsti lavori, quindi chiusure parziali sino a sabato 21, questo potrebbe creare alcuni disagi soprattutto per recarsi all'aeroporto. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia di oggi, manovra. Oggi è un giorno importante a favore dei redditi più bassi, oggi appunto il via libera in Consiglio dei Ministri, previsti taglio del cuneo e IRPEF più leggera, un sostegno alle mamme lavoratrici e a chi ha 3 figli. E poi c'è ancora un reportage su Palermo,
furti, droga, degrado nella città oltre la Cala. L'allarme arriva soprattutto dai preti di frontiera che rivelano appunto l'altro volto di Palermo. Le proteste da Piazzale Ungheria alle Borgate, al CEP la comunità conferma la denuncia del parroco che aveva detto i fedeli vengono ammessi e non ritrovano le auto quando escono, quindi i frati di Sant'Antonino, escalation di colpi in corso Tucori, le forze dell'ordine, più pattuglie nelle zone a rischio. Questo un po' per riassumere. Israele ammassa le truppe al confine, 600.000 in fuga, si prepara l'attacco intanto via terra ad Hamas. Per errore un razzo di Hezbollah finisce sulla base Unifil in Libano dove ci sono gli italiani, nessun ferito, ma poi vedremo insomma le parole anche di Crosetto a tal proposito. A Trapani torniamo a parlare del carcere Cerulli, dove pochi giorni fa c'era stata una protesta, una rivolta, ecco, per i detenuti stupefacenti e cellulari. Ci sono stati 5 arresti. Durante la rivolta il gruppo individuato all'esterno con questo pacco che doveva appunto entrare dentro. Temperature di nuovo alte, una domenica di incendi, come abbiamo già visto in tutta l'isola. Un quindicenne bloccato stava dando fuoco a delle sterpaglie nella Favorita. Questa dimostrazione che, come dicono gli esperti, c'è sempre la mano dell'uomo dietro gli incendi. E poi a Gela. Anche per così, non è criminalità organizzata, No. è anche così, gesti... Una bravata, chiamiamola così, che sì. poi è sempre un atto criminale, ricordiamo. Certo. Salva la figlia in difficoltà tra le onde, ma annega, finisce in tragedia la gita appunto per questa famiglia di Caltagirone. Vediamo in alto, allora ti faccio vedere ancora 2 notizie. A Palermo, Palermo Calcio, in 21 giorni, 5 partite, prova della verità, e poi il ritorno di Fiorello alle 7:15 con il suo buongiorno, e poi l'analisi. L'Italia è un paese per vecchi, gli over 65 sono il 35% e sta meglio chi ha un'istruzione elevata. Ogni tanto ci propongono queste fotografie appunto che sono del nostro abbastanza come dire, realiste. Sì. Che... Con la rassegna stampa ci possiamo fermare bene. qua. C'è ancora questa manager della sanità. Schifani convoca la maggioranza, come dicevamo, per decidere quali saranno questi nomi ai vertici delle aziende E tra sanitarie. poco vedremo la realtà di Trapani. Intanto state con noi, tra poco anche la rassegna stampa nazionale, sempre con la nostra Emanuela. A più tardi, buongiorno Sicilia. E 20, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza, E con Emanuela Corsi. che ci farà un po' di rassegna stampa nazionale. Ovviamente in primo piano anche oggi c'è sempre la guerra in Medio Oriente. Partiamo dal Corriere della Sera di oggi. Iran, Stati Uniti, tensioni e paura. Teheran minaccia, Israele non invada, la Casa Bianca rischio escalation e Pechino che prende posizione con i palestinesi. Giallo intanto sull'agguato a un capo dei Pasdaran. Biden schiera un'altra portaerei, scontri in Libano, a Gaza ci sono 600.000 persone in fuga. Ricordiamo che a Gaza si scappa verso il sud per paura appunto di questo attacco via terra. La caccia agli ebrei è scatenata da Hamas, leggiamo ancora, e poi altre notizie, sempre in questo caso hanno a che fare con gli ebrei, ma ricordiamo una pagina della storia del nostro paese, gli orrori del 1943, rivissuti l'anniversario 80 anni fa del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Poi all'interno vediamo Polonia avanti, il fronte filo europeista, appunto come abbiamo detto ci sono le elezioni, e poi vediamo anche l'intervista a Zaki che dice sono lontano da Finalmente Hamas. l'ha detto, questo è importante.
Poi, per quanto riguarda il fisco, quindi cambiamo argomento, sulla prima pagina del Corriere, il piano delle detrazioni, taglio dagli 80.000 euro. La manovra oggi andrà in Consiglio dei Ministri e quindi vediamo fare cassa tagliando le detrazioni fiscali per i redditi superiori agli 80.000 euro, è l'ipotesi sulla quale il governo sta lavorando per sfoltire le oltre 600 deduzioni che custodiscono un tesoretto da 82 miliardi. Oggi appunto la manovra sarà in Consiglio con il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi. Nel taglio alto, morto a 92 anni Cesare Rimini, l'eleganza dell'avvocato scrittore e poi le scommesse illegali nel calcio, Fagioli, le fragilità e i contatti pericolosi, il calciatore della Juventus che è stato denunciato per primo appunto in questo nuovo scandalo che riguarda il mondo da Corona, che martedì domani dovrebbe rivelare altri nomi. Poi andiamo all'interno, quindi vediamo in primo piano l'attacco allo Stato ebraico, Gaza, 600.000 in fuga, attacchi sul confine libanese, il capo di Stato Maggiore Alevi ai soldati: andate a vincere, scambio di colpi a nord, un razzo che finisce sulla base Unifil degli italiani. Poi c'è il ministro Cohen che dice il Vaticano condanni questi massacri, ma ieri il Papa all'Angelus ha appunto chiesto ha invocato la pace. Ricordiamo anche per l'Ucraina, insomma c'è un altro conflitto che si sta combattendo. Le tappe di questa crisi vengono oggi riassunte nel Corriere: il raid e l'incursione all'alba del 7 ottobre. Alle ore 6:30 Hamas lancia 5.000 razzi contro Israele, poi c'è stata la reazione di Gerusalemme, il giorno dopo l'attacco appunto Israele forma un governo di unità nazionale e dichiara: siamo in guerra. Gaza viene colpita da ripetuti raid dal cielo e cinta d'assedio, morti più di 1.000 palestinesi. Poi l'assedio a Gaza ancora, l'ultimatum alla striscia governata da Hamas: viene tolta l'acqua, il cibo e l'elettricità. Israele intima ai civili di lasciare la parte nord prima che inizi appunto questo attacco di terra, e intanto aumenta il bilancio dei morti. E poi siamo arrivati ad oggi con missili dal Libano sul nord del paese, l'aviazione israeliana ha colpito infrastrutture militari degli Hezbollah. Intanto è importante notare che l'attacco, diciamo, in massa preannunciato da Israele non avviene fino a quando non avviene l'evacuazione dei civili, questo su richiesta esplicita degli americani. Quindi gli Stati Uniti hanno ottenuto da Israele che si fermasse per il momento il previsto attacco dal cielo, dal mare, da terra, dentro la striscia di Gaza, fino a quando questi civili non vengono evacuati. Hamas ha capito la situazione e impedisce ai civili di evacuare, di andare verso sud. Questa è un po' la situazione di stallo che c'è al momento. Esatto. Intanto ci sono le parole del presidente Abu Mazen che dice: le politiche e le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese. Attenzione, questo è importante comunque da sottolineare. E poi la trattativa aiuti e ostaggi, la partita con l'Egitto per il valico sud, appunto questo corridoio umanitario. Blinken avrebbe ottenuto l'ok, ma resta chiuso ai profughi. E ancora vediamo qui, dopo le pressioni degli Stati Uniti nella striscia, è tornata intanto l'acqua corrente, il manuale delle torture trovato sul cadavere di un terrorista. Ancora cambiamo e parliamo di ostaggi, perché si parla anche di loro. In chat dei ragazzi scrivono: vi amo, ci uccidono. Gli ultimi messaggi dei di questi due ragazzi: i genitori liberateli, protesta delle famiglie dei 155 prigionieri con il Premier. Ancora vediamo la Repubblica. Il titolo di apertura: il fronte del Libano. Si scalda il confine nord di Israele, intenso scambio di colpi con Hezbollah, un razzo cade sulla base del contingente Unifil, il consigliere statunitense Sullivan dice non è escluso il coinvolgimento diretto dell'Iran, ma diciamo si era Questa detto... è la preoccupazione principale, che nell'Iran, per difendere
Hezbollah, eccetera, eccetera, possa anche intervenire. Sarebbe una catastrofe generale, speriamo che non avvenga. E poi Teheran, appunto, attentato contro un ufficiale dei Pasdaran. Crosetto, se i nostri caschi blu sono in pericolo, valuteremo il ritiro, perché dicevamo questo razzo che è finito sulla base appunto in Libano, proprio lì c'erano degli italiani in missione. Per fortuna nessuno è rimasto sì. ferito, a quanto risulta, ecco. Poi vediamo cosa succede invece in Polonia, perché potrebbero cambiare anche gli assetti geopolitici dell'Europa. Europeista Tusk, ho vinto, la Polonia rinasce, sconfitta la destra del PiS, il partito Diritto e Giustizia, che appunto è di destra. Donald Tusk, leader appunto del centro-sinistra polacco, in segno di vittoria dopo gli exit poll, anche se comunque Diritto e Giustizia si conferma il primo partito partito, ma non può governare, quindi esatto. Governeranno gli europeisti, quelli di Tusk appunto. Poi l'anniversario, la retata del ghetto, vista con gli occhi di vittime e carnefici, appunto parlavamo L'anniversario, sì. l'anniversario del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Cambiamo decisamente notizie, argomenti, economia, decreto pensioni, penalizzati gli assegni meno alti. Oggi è un giorno cruciale per quanto riguarda la manovra finanziaria. E poi il Repubblica, cosa che fa spesso, fa dei focus sui giovani, e anche oggi c'è questa inchiesta: droga e alcol, la vita sballata inizia già a 13 anni, mamma mia. Il Rai, Nunzia De Girolamo, che ha debuttato con un nuovo programma, si aggrappa a Corona, che domani sarà ospite. Polemica sul cachè, ma intanto Corona è tornato alla ribalta con queste rivelazioni per quanto riguarda appunto le scommesse illecite. Quindi lo vediamo all'interno: Corona dilaga in Rai, ospite a pagamento e rivolta nel CDA. Dopo Domenica In, Belve, insomma, adesso anche Avanti Popolo, paga l'ospite migliaia di euro, e si chiedono dei chiarimenti appunto ai vertici dell'azienda. Perché porterebbe ascolti tutto questo, quindi i programmi in difficoltà di ascolti Esatto. avrebbero voglia di avere tutti quanti Corona. Questo è un po' quello che dice Repubblica, poi vedremo. È sempre tutto da verificare, però effettivamente gli ascolti di questi programmi non sono altissimi. Andiamo a vedere La Stampa di oggi, la prima pagina, assedio a Gaza. Paura, escalation, gli Stati Uniti, temiamo il coinvolgimento dell'Iran, come dicevamo prima, e Pechino che dice appoggiamo la causa palestinese. Pechino purtroppo ha preso una posizione nettissima a favore di Hamas, e questo è certamente inquietante. 1 milione in fuga dalla striscia, l'accordo Blinken al Sisi sugli sfollati, quindi Stati Uniti ed Egitto. Pizzaballa, il cardinale, che dice mediazione per gli ostaggi, perché chiaramente c'è molta apprensione anche per queste 155 persone. Qui vediamo una foto, il nuovo esodo e poi il risico libanese. Un'altra notizia invece sulla manovra, pronta la manovra, scure sui ministeri, tagli per 2 miliardi, tasse sul gioco online. Questa è un'altra delle misure che potrebbe adottare il governo nella prossima legge finanziaria. Andiamo a vedere invece in basso: sprecando il 30% del cibo contribuiamo alla siccità. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione e quindi facile come bere un bicchiere d'acqua, di chi di noi non l'ha mai detto, riferendosi a un'azione che, per quanto semplice, non necessita di essere pensata, riflettuta. In realtà, a partire da un bicchiere d'acqua si possono tessere interconnessioni che si dipanano a livello globale, che interessano il cibo. È una cosa un po' complicata da leggere, ma molto più semplice. Sprecare il 30% del cibo è una cosa che veramente fa rivoltare. E poi il capolavoro di Bagnaia: meritavo questo trionfo dopo nel MotoGP, clamorosa rimonta in Indonesia. Tra l'altro lui era stato reduce da un bruttissimo incidente, quindi a maggior ragione doppio successo. Esatto. Il Messaggero di oggi: Gaza, il conflitto si allarga, vertice Iran-Hamas, gli Stati Uniti, rischio escalation. Libano, razzo sulla base italiana, ipotesi rientro appunto per i nostri connazionali.
e Tajani invece in questa intervista che dice: noi siamo contro Hamas, non contro la Palestina, che bisogna distinguere anche queste cose, Israele deve difendersi. Poi gli exit poll di Polonia, destra primo partito, ma gli europeisti verso la maggioranza, come abbiamo visto. E poi il caso apostolico, lo troviamo sempre nella parte alta del Messaggero, il centrodestra che chiede ancora le dimissioni della giudice catanese. Ci fermiamo qui e per il momento, fra poco, il nuovo direttore della Caritas di Catania, Don Nuccio Puglisi. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì contesto stabile e asciutto sulle regioni settentrionali, contesto variabile su parte del centro-sud dove avremo precipitazioni sparse e non particolarmente diffuse. Sulla Sicilia alta pressione dominante, il contesto si manterrà qui ancora stabile, asciutto con prevalenza di sole, cielo sereno e terso, il tutto con temperature massime diurne che saranno ancora una volta al di sopra della media stagionale. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, poco cambierà. Anticiclone africano che dominerà ancora la scena meteorologica, ampi spazi soleggiati con cielo sereno o al più qualche nuvola di passaggio, specie nella seconda parte della giornata, ma senza effetti significativi. Clima ancora estivo con temperature massime diurne che resteranno stazionarie. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Doar ищета за строят in Vitania, se busti stile strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo. Formiamo così. Sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E appunto tutti i giorni prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19 naturalmente su Antenna Sicilia, sulla nostra rete. Do il benvenuto a Don Nuccio Puglisi. Buongiorno. Buongiorno a lei, che è il nuovo direttore della Caritas di Catania, e quindi sentiremo le azioni meritorie di quello che fanno loro. Tra l'altro oggi in una giornata particolare, come ci ricordava Emanuela poco fa, oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione. Ma com'è possibile che ancora sprechiamo il 30% del cibo? Leggeva Emanuela su un quotidiano. In effetti ogni giorno dovrebbe essere la giornata mondiale dell'alimentazione, non solo secondo una necessità urgente che significa dare da mangiare a chi non ne ha, ma proprio preventivamente cercando di riconoscere a monte il valore di quello che tante volte sprechiamo. Veramente è giustissimo quello che lei ci ricorda. E che situazione ha trovato? Lei è arrivato da poco? Io sono arrivato da poco, ho trovato, sto conoscendo chiaramente tutte le varie sezioni di cui la Caritas si occupa, gli uffici legati a questa istituzione che opera sul territorio diocesano, e chiaramente sono stato preceduto da chi ha saputo fare meravigliosamente bene questo lavoro, Don Piero Galvano, come no, con certo, cui sono noi anche abbiamo conosciuto, abbiamo intervistato tanto più amico. volte. Ho trovato una situazione di emergenza chiaramente, ma ancora insisto su un aspetto fondamentale. L'emergenza riguarda più ancora che il dato visibile, e cioè il povero che viene a chiederti da mangiare, l'emergenza riguarda ciò che c'è a monte, una indifferenza diffusa, una noncuranza diffusa, e non voglio chiamarla in altri termini. E trova che questo sia in aumento, questa sorta di indifferenza? Siamo quotidianamente pompati affinché si aumenti tutto questo, quindi la Caritas ha anche, e in questo senso deve agire, ha un ruolo di educazione di a stimolo, questo, di stimolo, proprio nel senso preventivo, proprio perché si eviti, diceva Don Di Liegro, che è stato il fondatore della Caritas di Roma, tutte le volte che noi apriamo una mensa è già un fallimento, cioè può sembrare, va contro una logica nostra, no? Tipicamente pastorale, dove se si apre una nuova mensa, ecco, la pastorale ha avuto successo perché abbiamo aperto qualcosa di nuovo, abbiamo conseguito un risultato. In realtà
nei termini di ciò di cui stiamo parlando, nel momento in cui noi apriamo una mensa sociale, già abbiamo fallito, perché quella mensa sociale significa che non abbiamo saputo occuparci di tutte quelle persone che un giorno sono arrivate lì perché non avevano niente da mangiare. Purtroppo è assolutamente vero, e lei ci ricorda, come dire, anche le nostre responsabilità, le nostre indifferenze. E in particolare quali sono i bisogni, i problemi principali che voi affrontate tutti i giorni con la vostra azione meritoria? L'Help Center, che si trova, come sappiamo, alla stazione, l'Help Center riceve ogni giorno tante persone, non solo per i pasti, ma anche per ascoltarli. Quindi dietro la povertà visibile dell'indigenza materiale si nascondono tante altre povertà legate alla condizione dell'essere umano, quindi povertà per esempio di chi non ha più il posto di lavoro, povertà di chi come esito di questo fallimento sul piano professionale, per esempio, o perché è disoccupato, vede frammentarsi la propria famiglia, povertà culturali, povertà anche legate a condizioni di patologia clinica, psichiatrica, quindi anche talvolta. Bisogno di assistenza sanitaria. Soprattutto c'è anche quello, quindi laddove ci occupiamo di questo, chiaramente in contatto con chi può farlo meglio di noi e deve farlo, ma soprattutto, ecco, cerchiamo di risalire dal problema visibile a quello invisibile, cioè a che cosa ci sia dietro questa indigenza. Noi tante volte, nella stragrande maggioranza dei casi, ci accorgiamo che una cosa ben peggiore della solitudine, nella quale ogni uomo si può trovare per tante ragioni, no? Chi durante la giornata non attraversa almeno un minuto di solitudine con se stesso, ma il problema qui è l'isolamento, cioè ci sono persone che sono condannate ad un isolamento sociale, ad un isolamento morale, è come dire a qualcuno tu non esisti. Il problema drammatico, cioè l'aspetto più drammatico del problema è quando questa persona se ne convince. C'è la rassegnazione. Quando subentra quello stato di rassegnazione, c'è anche una rassegnazione buona, no? Che è il riconoscimento pacifico del proprio limite dinanzi a qualcosa di più grande, uno se ne fa una ragione. Qui parliamo di una rassegnazione che è una resa, è uno stato di morte, è quando la persona sceglie, perché alla fine l'abbiamo convinta, che non è più importante, che questa persona non è più importante. E allora lì è chiaro che il piatto di pasta, la fettina di carne, non risolve. Che cosa fai? Le riempi lo stomaco lì, in quel momento, il giorno dopo, ma cosa riempirà la vita di quella persona? Mi permetto di fare un esempio. Proprio ci ho riflettuto in questi giorni, no? Cosa manca al povero, no? Giustamente in parrocchia con i ragazzi quante volte si va a mangiare una pizza, si va a fare... allora dico, manca per esempio, no? La pizza. Faccio questo esempio perché è alla portata di tutti. Non è la pizza che manca, cioè non è solamente l'aspetto legato al pasto in quanto tale, ma cosa significa andare a mangiare la pizza con gli altri? Significa creare rapporti sociali, significa passare una serata insieme, significa anche godere di quella gioia che precede l'evento stesso. Che bello, stasera vado a mangiare la pizza, oppure presuppone la libertà di organizzarla una cosa del genere. Al povero manca tutto questo, non la pizza e basta. E voi riscontrate numerosi casi di resa, Don Puglisi? Sì, tante volte ci si accorge che la persona che si ha davanti, io ripeto, sono arrivato da poco, quindi anche in questo senso, però parlo sulla base di numeri che ho trovato, parlo sulla base di esperienze che ho ricevuto in consegna da chi mi ha preceduto, e poi è una cosa abbastanza visibile, no? È un atteggiamento diffuso anche in chi ancora non si trova in situazioni di tale urgenza. C'è sempre questo stato di rassegnazione. Il nostro nuovo vescovo, venendo a Catania, se ne è accorto subito. Dice, il popolo catanese è come infettato da una specie di rassegnazione che gli impedisce di brillare per ciò che è. Quante volte, no? Questo è un fenomeno importantissimo che voi avete subito come dire, messo in evidenza. E adesso, senza voler fare qua discorsi più grandi di noi, ma quale potrebbe essere la strada per invertire la tendenza? Visto che voi avete, come si dice, le mani... Non dare mai nulla per scontato.
soprattutto a Catania, ma è una malattia del mondo occidentale, ma proprio Catania non se ne vuole liberare, no? C'è questo essersi abituati ad un tenore di vita che è come un voler non vedere che dietro questa illusione di continuo benessere, no? Per cui anche quando si dice c'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi, poi Ma materialmente io in fondo me la cavo. la movida è sempre quella sempre che è. quella. Allora c'è questo essersi abituati ad un tenore di vita al quale non si vuole rinunciare, ed è come, si è come inebriati da questa cosa finché non finisca l'effetto di questo sballo. Ecco, quando finirà l'effetto di questo sballo ci si ritroverà con le membra per terra, diciamolo così. Guai. E Speriamo guai. non avvenga. E non avverrà certamente grazie a voi. Come siete organizzati? Ci faccia un po' un quadro, perché ci sono tanti volontari, tante persone, tantissime. C'è una squadra... E questa è anche l'altra faccia di Catania, la Catania positiva, generosa. Allora, intanto partiamo da un presupposto importante. La Caritas è chiaramente un ufficio diocesano, ma al suo interno fanno parte ci sono anche persone che non necessariamente si inquadrano nella compagine cristiana o cattolica, e questa è una cosa buona perché la carità diventa un punto di intersezione, cioè chiamiamola con un termine antropologicamente più universale o forse più politico, ecco, la solidarietà, chiamiamola per un attimo così, la solidarietà mette insieme tante anime che magari non si riconoscono in tante altre cose, ma davanti a una persona bisognosa si attivano, ci si scopre capaci di essere fratelli, di lavorare per lo stesso fine e di lavorare per l'altro, anche quando possibilmente non si condivide lo stesso retroterra religioso. Ma è proprio l'altro, quest'altro per cui si lavora insieme, che poi crea un'unica direzione, unisce le direzioni. Questo è straordinario ed è esattamente quello che voi Quindi questa è la realizzate, grande risorsa della Caritas, esatto. È proprio questa. Ma poi qualche numero ce lo vuole dare sull'esercito che vi in qualche modo costituisce la forza della Caritas? Numeri ancora precisi così non ne ho, ma per ora ho conosciuto solo, diciamo, la squadra. In questi giorni avrò una riunione con l'equipe allargata, poi le saprò dare queste cifre. Per ora ho conosciuto, diciamo, una squadra, quella che si occupa, che poi gestisce tutte le altre cose, quindi la squadra più vicina alla direzione della Caritas, ed è veramente un gruppo di persone piene di tanta voglia di lavorare. E una cosa importante anche questa è la dimensione delle competenze. Tante volte si pensa che andare a fare il volontario significhi, in realtà bisogna lasciarsi istruire nelle competenze specifiche. Faccio un esempio: una cosa è la persona che deve stare lì e mettersi in ascolto di chi viene a parlare, una cosa è la persona che la sera deve andare a fare unità di strada, quindi deve andare a portare, un'altra cosa ancora è chi si occupa delle docce. Cioè, in ognuna di queste cose c'è un modo di operare che deve essere quello proprio nel rispetto dei fruitori, perché sennò si diventa... È anche più semplice quando si parla di assistenza sanitaria, ci vuole qualcuno che... Esattamente, un minimo quindi, almeno... Chiaro, alcuni dei nostri volontari per esempio sono persone che già hanno svolto una determinata professione o che la svolgono ancora e continuano a esercitarla in questo ambito a servizio di chi ne ha bisogno. Sono maggiormente, in questo caso non più tanto giovani, ma ci sono anche i giovani. Ci sono quelli più giovani, anche lì la fascia anagrafica è eterogenea. Sì, diciamo che sul piano della eterogeneità la Caritas ha un riflesso emblematico, nel senso che lavorano veramente tante persone, anche i ragazzi, anche i giovani. Ci sono momenti pensati, sono venuti gruppi scout, sono venuti giovani delle parrocchie, ci sono momenti pensati anche per loro, nel senso si inquadrano determinati servizi, determinati lavori che anche i ragazzi possono fare senza che questo possa nuocere loro. A questo proposito vorrei ricordare un servizio che ho fatto andando in giro con l'unità di strada e c'era anche un medico volontario con noi. Andavamo a portare dei pasti caldi a dei senza tetto e il medico per ognuno di loro dava delle pillole, degli antibiotici in base poi, perché
chiaramente poi si instaura un rapporto con i volontari, quindi li conoscono, sanno quali sono le loro anche patologie e tutto il resto, e si prendono cura di loro anche sotto l'aspetto sanitario, che è una cosa importantissima, soprattutto per chi vive in strada, anche soprattutto nei periodi più freddi. Ma certo, la cosa bella è che il volontario, indipendentemente dal servizio che svolge, chiunque nel momento in cui va a fare un lavoro di questo tipo, un servizio di questo tipo, tende a consegnare alla persona che vuole aiutare tutta la sua esperienza, l'esperienza sua storica, la sua natura, la sua umanità, per cui un giornalista, no, che andasse a fare questo servizio si troverebbe a parlare con quella persona in una maniera nuova, ma si accorgerebbe che tutta la sua esperienza locutoria in quel momento servirebbe ad un'altra cosa ancora, quindi non si butta via nulla di ciò che noi siamo, tutto può essere usato per fare del bene. Beh, complimenti davvero a Donna Puglisi, grazie per le cose bellissime che ci ha detto, anche per l'apertura che ci ha dato sulla città di Catania. Mi sa che un po' di giornalisti dovremmo farlo questo lavoro. Io spero che lo facciano tutti. Abbiamo bisogno un pochino di aggiornarci. Cavalcando un po' un adagio che ho sempre trovato geniale, mi piace ripetere anche per invogliare quanti volessero provarsi in questa bellissima esperienza. Nessuno è così povero da non poter dare niente a qualcun altro, nessuno è così ricco da non poter ricevere da qualcun altro qualcosa. Con queste parole bellissime salutiamo Don Nuccio Puglisi e facciamo i complimenti e il buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie davvero. Buona giornata. A voi della Caritas, così importante a Catania, così come in tutte le altre città. State con noi, tra poco ci occuperemo di altro, abbiamo un altro ospite. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite che ci fa molto piacere avere con noi, Sergio Casabianca, chitarrista jazz. Ha appena pubblicato un nuovo album con 9 brani, giusto? Esatto. Che si possono ascoltare in streaming digitale, si chiama De Visu. Adesso noi ne sentiamo un momento, ci permetterà, non è per intero, so che voi musicisti dite la musica va sentita tutta dall'inizio alla fine, ma noi almeno un momento possiamo sentirlo. De Visu, beh, bellissimo, bellissimo, abbiamo dato la sveglia, anche con complimenti, Grazie devo mille, dire, e buongiorno, un brano grazie che ci mette energia. E come mai il jazz? Come mai il jazz? Perché diciamo io non sono nato con un disco di jazz in mano, senza dubbio. Crescendo e studiando per fare il musicista a livello professionale, il jazz si incontra nei programmi formativi e poi diciamo, innamorarsi del jazz può essere abbastanza Ma semplice. lei è catanese? Sì, sì. Ah, che bello. E qual è stata la sua formazione? Come è arrivato a produrre un album da chitarrista di così grande impegno? Molto semplicemente, dopo un'adolescenza diciamo normale, di appassionato, ho deciso di fare questo nella vita, di intraprendere una carriera professionale, di conseguenza ho dovuto studiare. Ma lei aveva parenti, qualcuno che faceva musica? Papà, collezionista di dischi che mi ha instradato da piccolo, però poi ecco. non faceva il musicista di professione, per cui ho avuto tanti ascolti sin da bambino in tutti gli ambiti, cioè parliamo di generi musicali dalla beat degli anni 60, rock and roll, certo, fino poi a scoprire il jazz per motivi accademici più avanti. Bellissimo. E a quel punto ha fatto molti concorsi, ha avuto un'esperienza internazionale, ha girato il mondo. Ho fatto un paio di concorsi, sì, importanti, il premio internazionale Massimo Urbani nel 2016, il Baku Jazz Festival nel 2017 in Azerbaijan, sono stato anche Azerbaijan, però è andato in posti non consueti, diciamo. Sì, si profilò questa occasione, molto bello tra l'altro, la città di Baku, una città interessantissima, moderna, in crescita. E poi vi ritrovate dove ci si ritrova tra appassionati dello stesso genere musicale, no? Certo, certo, è una lingua mondiale in realtà il jazz in fondo, no? Bellissimo, vero? Fantastico. Ed è senza tempo, perché passano le mode,
rap, trap, ma il jazz rimane sempre... Diciamo che nel suo DNA è in continua evoluzione, per cui c'è una parte tradizionale che va salvaguardata, diciamo, nel suo statuto, nel suo DNA, però c'è la trasformazione, c'è la contaminazione, c'è il voler buttare il cuore oltre l'ostacolo nell'artista jazz. Per cui... Bellissimo, ma c'è anche qualcosa della Sicilia, di Catania in questo tipo, perché è una contaminazione bellissima, ci incuriosisce. Assolutamente. Uno pensa a New Orleans, l'America, no? Invece Catania. A parte che c'è anche un antitribia famoso, ovvero potrebbe darsi che il primo disco di jazz sia stato in realtà di un siciliano, cioè di Nick La Rocca all'inizio del secolo, sì, per cui ovviamente diciamo che si fa un po' tira e molla sulla questione, però anche noi abbiamo detto la nostra. Per quanto riguarda il mio lavoro è chiaro che essendoci un forte taglio autobiografico ci sono delle cose legate sia a questa terra sia a Venezia, dove ho vissuto per la specialistica, a Palermo. Ad esempio un brano si chiama Milo Crew, è intitolato Milo Crew perché si riferisce a un periodo passato a Milo con un gruppo di musicisti. Come si chiama? Milo Crew, il gruppo di Milo Crew. Come la crew, l'equipaggio, diciamo. Quindi è esplicito il riferimento alla Sicilia. Sì, assolutamente sì. Ci sono, come dire, sono tanti gli appassionati di jazz oppure è una cosa molto d'élite? Perché uno quando sente jazz dice nicchie, no? Cose di questo genere. È chiaro che ovviamente altri generi musicali hanno un pubblico molto più ampio, però senza dubbio il jazz è un collante mondiale e in Sicilia ci sono degli esponenti di jazz da decenni molto, diciamo, importanti che hanno dato anche loro alla tradizione italiana del jazz, non solo. Ma ha fatto molti incontri con i personaggi più noti? Cioè sì, può capitare. Che non siamo esperti, ci racconti qualcosa? Può capitare, ovviamente negli anni passati da studente si frequentano molti seminari con musicisti internazionali che molto spesso si dimostrano persone umili, persone normalissime, molto, molto piacevoli. Uno di questi è stato Kurt Rosenwinkel, Lage Lund, chitarristi davvero importanti. E poi, insomma, nel panorama siciliano troviamo tanti progetti che hanto dato molto a livello nazionale e internazionale, Urban Fabula per esempio, Daniela Spalletta, oppure nel versante palermitano dove insomma ho vissuto 2 anni lì, Salvatore Bonafede, Giuseppe Urso. Quindi sono un sacco di suoi colleghi Sorge, sì. che fanno jazz anche in Sicilia, bellissimo. Senta, ma è vero questa cosa che noi che non capiamo nulla sentiamo dire ogni tanto, il jazz è improvvisazione, fino a che punto si improvvisa poi? Diciamo che potremmo dire un 70% del tempo, perché il trucco del jazz è un po' quello, come vede, anche jazz, cioè anche questa improvvisazione. Sì, non si sa bene come pronunciarla. Esatto. Però si tratta di esporre un tema che è più o meno noto, che è più o meno anche riconoscibile perché c'è un'interpretazione importante anche nell'esposizione di un tema, e poi chiudere il brano con la stessa esposizione, ma nel mezzo c'è una grande improvvisazione, c'è il mettere il proprio, chiaramente con delle regole, cioè non stiamo parlando di fare le cose a caso, ma c'è un linguaggio codificato, una struttura ben precisa, un modo di scambiarsi idee sonore con i musicisti, l'interplay. Ma fantastico, questo implica però che con i colleghi con i quali si suona, per esempio in gruppo, quando, a band, diciamo, dei visu, esatto. Gli altri devono capire quando uno... Di solito si vede nei film, uno si alza e comincia a improvvisare, è un po' così. Sì. Gli altri devono rispettare questo. Come abbiamo visto in quelle poche immagini nel video, infatti si vede anche il gioco di sguardi con i colleghi, che posso salutare e ricordare, sono Riccardo Grosso al contrabbasso e Giuseppe Tringali alla batteria. Il loro aiuto è stato prezioso, e anche la squadra di TRP. Eccovi qua. Eccoci qui, sì. Bella questa foto, eh? Allora, sì. Quello con gli occhiali è... Riccardo Grosso al contrabbasso, e a destra abbiamo Peppe Tringali, per gli amici Peppe Tringali, alla batteria. Bellissimo, bella foto, davvero. Quindi diceva lei che è chiaro che c'è una specie di codice non scritto che uno deve capire e rispettare. Assolutamente, certo, è condivisione, è pur sempre condivisione, rispetto e ascolto, se no è egoismo. Ma chi è che ascolta il jazz oggi? Questo spero di non poterle dare una risposta completa, spero più gente possibile, no? Però ovviamente con la giusta accortezza di riconoscere che può non essere un genere facile, ma in realtà può anche esserlo, nel senso che ci dovrebbe essere un po' di jazz dentro ognuno di noi. In questo momento siamo in diretta, per esempio, non sappiamo cosa diremo tra qualche secondo. E questo è jazz? Anche.
Ah, una bella scoperta. Cioè improvvisare anche un po' jazz, anche, sì, assolutamente. Anche in televisione, questo ci fa molto piacere. Però poi lei non si limita a quello, perché poi suona anche il pop, suona anche... Sì, vero, in no? passato l'ho fatto, certo. Sì, in questo periodo sono più specializzato su questo, ma il mio background musicale è variegato. Variegato, perché conosce un po' tutto. Sì, mi sono cimentato in tanti generi, ho avuto diverse collaborazioni, una molto bella con Archinue, con il progetto degli Archinue, perciò folk, pop, cantautorato. Io poi vengo dal rock in realtà, perciò insomma ho navigato in diverse acque. Beh, fantastico. E come mai il jazz è centrale? Perché? Perché non il rock, che per dire... Ci sono quelli che dicono rock and roll will never die, non morirà mai, è vero, malgrado trap, rap, eccetera. Lo ascolto con grande piacere anche oggi, ascolto anche molta musica classica. Il jazz forse perché è più conforme a quello che riesco a fare, non tanto perché sono bravo a suonare jazz, non posso dire una cosa del genere, non lo voglio dire, però senza dubbio quelle libertà che il jazz mi consente le preferisco dal punto di vista musicale. Ecco, questo è importante. Riesce ad esprimersi meglio. Sì, riesco a non essere inscatolato, diciamo. Sono colleghi molto più bravi a fare invece altri generi, diciamo generi, per usare questa espressione. Benissimo, siamo felici di aver conosciuto e incontrato Sergio Casabianca. De Visu è il suo album disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Complimenti e in bocca al lupo per il suo futuro. Adesso facciamo una breve pausa e poi invece parleremo d'altro, parleremo di sanità e attualità, perché oggi c'è un incontro importante a Palermo con il Presidente della Regione. Di nuovo complimenti a Sergio Casabianca. De Visu, ricordiamocelo. Grazie mille. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di sanità e uno subito si mette le mani nei capelli, no. Qui parleremo di una situazione positiva, quella di Trapani, con l'ingegner Vincenzo Spera, commissario straordinario dell'ASP di Trapani, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, oggi è una giornata importante per noi siciliani, perché il Presidente Schifani incontra i partiti di maggioranza su questa controversa riforma sanitaria, di cui però vorrei parlare con lei fra un momento, perché innanzitutto, ingegnere, le vorrei chiedere questo. A Trapani le liste di attesa, a differenza che nel resto della Sicilia, sono quasi azzerate. Come avete fatto? Abbiamo lavorato tanto, è da più di un anno che lavoriamo su liste di attesa, che parliamo con i nostri professionisti, devo essere sincero, con grande spirito di collaborazione, di abnegazione da parte di tutti i nostri medici. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo modificato, abbiamo fatto analisi di sistema, abbiamo capito dove non funzionava ed abbiamo attuato una serie di azioni correttive che ci hanno dato la possibilità di poter recuperare da 37.560 visite e prestazioni che dovevamo erogare, che erano quelle anche legate all'inattività dell'emergenza durante l'emergenza Covid. Siamo arrivati a circa 600 attuali. Quindi le consiglio che entro novembre noi finiremo tutto. Ma complimenti davvero, questa dovrebbe essere la regola, però uno invece deve fare i complimenti quando sente che le cose vanno così bene, e speriamo davvero che io i complimenti devo fare ai miei colleghi, a tutti i medici, agli infermieri, agli OS che stanno lavorando veramente con grande spirito di abnegazione. Sono loro il cuore dell'azienda, sono loro che con grande volontà, capendo la bontà del ragionamento che abbiamo fatto tutte insieme alla direzione strategica, hanno voluto veramente dare un grande apporto, e devo essere sincero, questo è un sistema che abbiamo potuto effettuare non solo per questo, ma anche grazie in ultimo ai fondi che sono arrivati dalla Presidenza della Regione, che ha incentivato i nostri professionisti a dover fare delle sedute aggiuntive, e con quelle stiamo definendo e abbattendo totalmente liste. Ecco, a proposito di fondi, ingegner Spera, sappiamo che avete utilizzato, sempre ai fini della sanità pubblica, del miglioramento del servizio, avete saputo utilizzare i fondi del PNRR, che non tutti sono stati in grado di farlo, perché non avevano i progetti giusti per poterli incamerare questi soldi. È così?
Sì, noi abbiamo lavorato da agosto dell'anno scorso, sapevamo ovviamente dell'arrivo dei fondi, abbiamo immediatamente dato le progettazioni definitive a tutti i professionisti in maniera tale da poter indicare esattamente quali fossero le linee e le strutture nelle quali intervenire. E su questo abbiamo fatto un grande piano di ristrutturazione per la realizzazione di 13 case di comunità, di 3 ospedali di comunità e 4 centrali operative territoriali. L'insieme, l'avere per tempo fatto i progetti ci ha dato anche la possibilità di poter accedere ad ulteriori fondi, oltre quelli del PNRR, per l'adeguamento dei prezzi. E quindi siamo arrivati a circa 50 milioni di euro per i quali abbiamo già stipulato con le società che si sono aggiudicati l'appalto e i relativi contratti, stanno facendo i progetti esecutivi e entro gennaio iniziamo con i lavori. Ecco, ingegnere, adesso io non vorrei metterla a disagio, però le chiederei, ma perché a Trapani ci riuscite, nelle altre province no? Al punto che ci sono liste d'attesa in cui tanta gente si lamenta anche con noi, lo sappiamo, le raccontiamo, e qualche volta se ne è interessato anche l'autorità giudiziaria. Ecco, come mai tutto questo? Perché a Trapani sì e altrove no, secondo lei? Perché abbiamo fatto analisi, le devo dire la verità, abbiamo analizzato come funzionano i poliambulatori, i nostri professionisti esterni, convenzionati e interni. Con loro abbiamo definito un percorso nel quale la durata delle visite la mattina durava 40 minuti almeno, per il pomeriggio invece in cui era a domicilio durava meno di 20 minuti, in cui c'erano anche gli spazi di trasferimento da un domicilio all'altro, perché abbiamo chiesto ovviamente di adeguare a 20 minuti anche le visite interne, raddoppiando praticamente le prestazioni. Questo è stato uno degli elementi per i quali abbiamo potuto abbattere in maniera così forte le nostre liste d'attesa. Abbiamo fatto solo analisi, abbiamo cercato e condiviso però un percorso con tutti i professionisti e, torno a ripetere, anche loro hanno condiviso il nostro ragionamento e l'hanno attuato. Ma questo è bellissimo, è musica per le nostre orecchie come cittadini, naturalmente, siciliani e italiani, a questo punto direi in generale. In generale, adesso sono obbligato a fare la domanda, come dire, da 100 milioni. Ma che sta succedendo nella regione Sicilia? Cioè, oggi sappiamo che c'è questo incontro importante con il presidente Schifani, i partiti della maggioranza, ci sono questioni che riguardano poltrone, che riguardano nuove come si dice, figure istituzionali, ma gli ostacoli quali sono? Ci spiega un po' qual è il progetto della regione e chi non è d'accordo? È una questione di posti, tanto per cambiare? Guardi, la regione ha fatto tanto, ha indetto delle selezioni, in queste selezioni sono usciti 49 nomi di coloro i quali erano i maggiormente idonei a poter espletare le funzioni di direttore generale. Ci sono state una serie di problematiche con i partiti che avete sicuramente seguito pure voi dal punto di vista giornalistico, dopodiché sembra che siamo arrivati in dirittura di arrivo perché il Presidente ha voluto imporre la sua volontà di andare avanti speditamente secondo le date che già aveva fissato, che era quello del 31 ottobre, infatti è uscito la settimana scorsa proprio specificatamente come un comunicato stampa per dire che andremo avanti fino al 31 ottobre come commissaria, dopodiché dal 1 di novembre dovrebbero esserci le nomine, poi tecnicamente magari ci si insiederà un po' dopo perché devono fare una serie di passaggi istituzionali come quello della prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale, però i nomi dovrebbero uscire fuori dalla giunta regionale di governo già entro questo mese. Questo è quello che dichiara il Presidente e siamo fiduciosi tutti che si vada speditamente. Ci saranno state sicuramente delle difficoltà nell'andare a trovare la quadra, perché sono 18 direzioni generali che devono essere definite. Ovviamente i partiti vorrebbero per ciascuna delle posizioni gente a loro vicino ma che sia capace, perché torno a ripetere, in ogni caso si attinge da un elenco di 49 selezionati da parte di una commissione di alto livello. Va bene, ma per chiudere, mi scusi, ingegnere, è importante che lei ci abbia dato questa notizia. Abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo così, dell'assegnazione di incarichi e poltrone. In 2 parole, qual è la novità? Che cosa cambia o che cosa potrebbe cambiare con questa riforma? La riforma ancora non è attuata, abbiamo avuto solo una bozza, un'anticipazione che è stata fatta girare
nella quale ci dovrebbe essere un accorpamento per ciascuna provincia dei presidi ospedalieri, per quelle più piccole. Le grandi manterranno le loro aziende ospedaliere e il territorio, le ASP, diventeranno semplicemente attività territoriale senza la cura delle acuzie. Questo è il disegno, l'idea dell'assessore regionale alla salute che sta proponendo alla maggioranza, e su questo in questo momento c'è una grande attenzione. Non si tratta di aumentare il numero delle portone, si tratta semplicemente di efficientare ancora di più il sistema, tenuto conto che ci sono grandi aziende che devono curare sia la parte territoriale che la parte delle acuzie, quindi la parte ospedaliera, e non sempre ci si riesce in maniera efficiente. E allora si cerca di migliorare l'efficienza. L'assessore Volo ha voluto dare una bozza di lavoro sulla quale poter lavorare per capire esattamente se ci sono le condizioni per poter andare in quella direzione. Ora, ovviamente il tutto deve passare da una maggioranza che deve esprimere il proprio parere, però sono fiducioso sul fatto che in ogni caso, qualunque sia il sistema o l'attuale o il prossimo che andremo a riformare, le aziende miglioreranno le loro prestazioni. Beh, questo è importante che lo dica lei, soprattutto grazie per i chiarimenti. Complimenti per il lavoro che fate a Trapani e per quello che avete già fatto e continuerete a fare per snellire le attese della sanità pubblica e gestire nella maniera migliore i fondi sia del PNRR che i fondi che arrivano, diciamo così, dall'amministrazione regionale. Complimenti all'ingegner Vincenzo Spera, buon lavoro, grazie per averci spiegato anche che cosa sta capitando in queste ore. Vedremo anche noi, naturalmente seguiremo con i nostri servizi e i nostri colleghi gli sviluppi della vicenda della riforma sanitaria. Grazie, grazie, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro. Adesso facciamo ancora una pausa, ci occupiamo di tutt'altro e poi dopo ci sarà Marco Amato che è lì con la sua tazzina, mi sa che ha già cominciato a bere il caffè, sennò poi si innervosisce. State con noi, buongiorno Sicilia. A Brescia, durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista in Piazza della Loggia, mentre i manifestanti si radunavano, una bomba fu nascosta in un cestino porta-rifiuti e fatta esplodere alle 10:12 del mattino. L'esplosione provocò la morte di 8 persone e il ferimento di un centinaio. Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, fu possibile riconoscere i colpevoli del vile attentato del 28 maggio 1974. Il consiglio di oggi ha a che fare con il caffè. Infatti, quando il pacco è quasi finito c'è un sistema per evitare di sprecare gli ultimi granelli. Infatti basta strofinare per qualche secondo con entrambe le mani la confezione già svuotata, con l'apertura all'insù. Vedrete che subito dopo il caffè rimasto attaccato all'alluminio scivolerà giù, che è una meraviglia. Oggi vogliamo parlarvi di un'espressione che ha a che fare con i nostri amici a quattro zampe. To bark up the wrong tree. In pratica, questo modo di dire deriva dal comportamento di un cane che, mentre cerca di inseguire un altro animale, comincia ad abbaiare verso un albero dove l'altro animale in realtà non si trova. Il cane sta letteralmente abbaiando all'albero sbagliato. Significa che stiamo accusando o criticando la persona sbagliata. Insomma, potremmo tradurlo con essere fuori strada o prendere un granchio o un abbaglio. Oggi parleremo di un'icona della musica rock e soul inglese, Joe Cocker, il cane pazzo della musica. Nonostante i suoi problemi fisici e mentali causati dall'abuso di alcol e droghe, Joe ha saputo portare al successo canzoni di grandi artisti come i Beatles, con la sua interpretazione indimenticabile di Come Together. Ma non solo, il nostro zucchero Fornaciari gli ha dedicato una canzone, Nuovo meraviglioso amico. Ma purtroppo la sua vita si è conclusa in modo prematuro. Nel 2014 Joe muore in un ranch nel Colorado, accanto alla donna che l'ha amato per 30 anni, Pam Baker. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. E con questo si conclude la puntata di oggi. Ci vediamo domani con l'Almanacco. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata alle stelle con Marco Amato. Marco, ci sei? Buongiorno. Ci sono, buongiorno. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Evviva, oggi abbiamo una tazzina un po' più sobria del solito, mi sembra. Una limoges, un tocco francese
iniziare la settimana con eleganza. Prestigiosa, prestigiosa. A te la parola, Marco. Allora, oggi ho scelto di mettere sotto i riflettori delle stelle un personaggio un po' diverso dal solito. Ecco, il personaggio che ho scelto è Patrick Zaki, sicuramente la storia di un personaggio abbastanza controverso, di una storia molto travagliata. Ecco, è uno studente egiziano ed è uno studente della facoltà di lingue di Bologna internazionali, ecco, una persona molto impegnata negli studi filologici sicuramente, che è stato vittima di tutta una serie di vicissitudini che riguardano appunto il giudizio che Israele ha avuto sulle sue dichiarazioni. Le dichiarazioni appunto chiaramente riguardo a politica, libertà e tutta una serie di argomenti che hanno a che fare con i diritti umani, con la libertà di parola e la libertà di espressione. E beh, da bravo astrologo e da bravo segno d'aria, chiaramente il personaggio mi ha molto incuriosito. Appartiene al segno dei gemelli. L'aria è l'elemento che riguarda l'intelletto e la comunicazione, e soprattutto, liberi come l'aria, i gemelli, Bilancia e Acquario sono sempre i primi nello zodiaco a partire per la difesa dei diritti. Ecco, vedete, il personaggio alla ribalta in questi giorni proprio perché aveva in programma tutta una serie di comparsate, interventi in tutta una serie di eventi molto importanti, tra cui anche ospite da Fazio che tempo che fa, ma che sono saltate proprio per la contraddittorietà delle sue dichiarazioni ultime. Mi ha incuriosito soprattutto questo termine, contraddittorietà. Ebbene, zodiacalmente Patrick Zaki è del segno dei gemelli. Gemelli è un segno molto maltrattato dalla zodiacalità quotidiana, diciamo, perché spesso si attribuisce a gemelli una doppia faccia, un doppio intento. Ebbene, volevo chiarire zodiacalmente che i gemelli portano con sé l'archetipo e la storia mitopoetica di Castore e Polluce. Gemelli tanto cari agli dei per le loro virtù che diventarono dei benemeriti presso l'Olimpo. Purtroppo accade una tragedia, uno di due viene a mancare, ma è questo è l'unico caso della mitopoesi greca in cui la morte non viene ingannata ma viene illusa. Nulla può tornare nella concezione greca indietro dalla morte, eppure Polluce chiede che Castore possa tornare nel mondo, ponendo l'idea semplicemente uno scambio, essendo che sono uguali e nessuno se ne sarebbe accorto. Un giorno talun fratello sarebbe stato nell'Empiro e l'altro mondano, il giorno dopo si sarebbero scambiati posti e viceversa. Tutto questo per dire che nella mente e nell'intelletto, proprio che li rappresentano la prima forma di intelligenza e di identitaria della diversità, si può pensare in una maniera che a volte può risultare contraddittoria con un'altra parte del nostro io. Insomma, per dirla alla pop barocca, dentro un gemelli si può nascondere sia Raffaella Carrà che un esistenzialista Proust. Hai capito? La contraddittorietà della mente è fatta di autunni e di primavere, è fatta di giovinezza e di sapienza. Giusto. Questo è la vera essenza del segno zodiacale dei gemelli. Oggi luna e scorpione, una luna un po' di che abbraccia lo scorpione in particolare. Caro Michele, oggi aspettati proprio un grande affetto intorno a te. Ottimo per perché pesci non mi strangoli. Acquari dovranno invece puntualizzare su tutta una serie di ritardi che proprio non ammettono, mentre invece il toro alla luna torta oggi, quindi attenzione ai toro, sono un po' tutti da disinnescare. Il fuoco chiaramente per regola già specificato più volte che quando un pianeta passa in acqua per il fuoco non è proprio congeniale, quindi Ariete e Leone dovranno misurare le parole. Il Sagittario invece è molto più emotivo oggi, quindi abbiate pazienza. E detto questo, vi auguro un buon inizio settimana e una buona giornata. Grazie, grazie anche a te, buon caffè. Marco Amato con noi, evviva, buona giornata. Emanuele, tu avevi poco fa un titolo con Zaki che è stato nominato dal nostro Marco, vero? Sì, era sulla prima pagina del Corriere della Sera, eccolo qua, intervista a Zaki, sono lontano da Hamas. Ecco, si è un po' ricreduto, mi pare che abbia modificato le sue posizioni dopo le critiche che ha subito nei giorni scorsi. Vogliamo dare un'occhiata a qualche altra cosa sui giornali? Non so se hai notato che siamo invasi dalle zanzare in questo periodo. Sì, è vero. Ecco, e allora
allora, sempre dal Corriere, ecco, autunno caldo nelle città, così le zanzare tigre resistono, c'è il 30% in più di uova. Ah, ecco perché c'è caldo. L'esperto, un'anomalia, colpa del clima, si sono adattate anche le zanzare, quindi continuano a restare con noi. Ecco, chiarito il quid. Adesso volevo dire che il 16 ottobre del 1817, mia cara, quando Giovanni Battista Belzoni, dopo 2 giorni di scavi, fece una scoperta straordinaria, ha trovato la tomba del faraone Seti I. Questo sepolcro è considerato uno dei gioielli della Valle dei Re. Eccola qua, in Egitto. Che meraviglia! Il 16 ottobre invece del 1834 un devastante incendio distrusse il palazzo di Westminster a Londra. Questo evento diede inizio alla sua ricostruzione, portando alla creazione dell'edificio che oggi conosciamo. Esattamente 20 anni dopo, 16 ottobre 1854, è nato Oscar Wilde, eccolo qua, il più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale. E ancora, 16 ottobre 1923, guardateli, Walt e Roy Disney fondarono la Walt Disney Company, ispirandosi al motto "se potete sognarlo, potete farlo". Ecco, sarà stata proprio questa visione a rendere la Disney la più grande azienda nel campo dei media e dello spettacolo. 2 anni dopo, il 16 ottobre del 1925, invece nasceva Angela Lansbury, per il grande pubblico Jessica Fletcher, cioè la signora in giallo, serie televisiva che le ha dato il massimo della notorietà e, pensate, il primato di attrice televisiva tra l'altro più pagata al mondo. E poi, come abbiamo ricordato, purtroppo il 16 ottobre del 1943 fu anche la data in cui le truppe tedesche della Gestapo compirono il rastrellamento del ghetto di Roma, deportando 1023 membri della comunità ebraica ad Auschwitz. Soltanto 16 di loro sopravvissero a questo sterminio. Il 16 ottobre 1945 viene fondata la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. In suo onore, nel 1981 è stata istituita la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, proprio per sensibilizzare sul problema della malnutrizione nel mondo. Il 16 ottobre del 1978 Karol Wojtyła fu eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II. Celebre quel suo primo discorso in italiano: "Se mi sbaglio mi correggerete". E infine, il 16 ottobre del 99, i Luna Pop raggiunsero la prima posizione in classifica con 50 Special, scritta da Cesare Cremonini, poco prima dell'esame di maturità. Pensate, non aveva ancora 18 anni. La canzone è stata ispirata dal libro Jacques Frusciante, uscito dal gruppo, di Enrico Brizzi. Il singolo è rimasto in classifica per quasi un anno, quindi non ci resta che ascoltarlo e darvi l'appuntamento a domani con Buongiorno Sicilia e 50 Special. Buongiorno. Rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Hey! Ma quanto è bello andare in giro per i ricordi bolognesi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho mai. Ho una Vespa domenica e già una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà con me. Oh yeah! Fuori città,
fuori città, fuori città.